Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano. Allora, Fioi, siamo a Montreal, 22esimo posto, purtroppo peggior qualifica in carriera e soprattutto il comandone non ha più i danni, cioè non ha più l'invincibilità, quindi adesso anch'io posso avere guasti il motore, rompere lettoni, gomme e tutto, quindi praticamente so cazzi, insomma, detta in maniera proprio elegante. Speriamo bene, speriamo di fare una bella gara. E niente, siamo a Montreal, secondi nella classifica costruttori e secondi nella classifica piloti. Per adesso un miracolo. Andiamo. Ragazzi, dobbiamo stare molto attenti soprattutto alla partenza. Nessuna macchina si è fermata per fortuna. Mamma mia, incidentone. Ha colpito Olivier Panis. Sì, incidentone anche per la Stewart. Fisichella ha perso la Che lettone culo. anteriore. Che culo, ragazzi, partenza pazzoide. È stato colpito da Zanardi. Siamo già settimi. Crazy, crazy start, crazy. Badoer ha colpito Barrichello. Mamma, mi sta venendo una partenza carica di incidenti e godo. E godo. No? Ricordo che adesso ho anch'io i danni, quindi devo stare molto molto attento. Come? Vedi, a Montreal non mi trovo. Ho il joystick che vaneggia perché non lo sento come al solito. Però vabbè, insomma, andiamo. E siamo già vicini alla zona punti, quindi questo è positivo, molto positivo. Cerchiamo di fare la nostra gara. Che Montreal è una gara che può essere favorevole. Ricordo che la difficoltà comunque è bella tosta. Adesso non c'è una percentuale, però comunque... La Jordan è pronta ai box. Ecco, diciamo che è una difficoltà più che intermedia. Benetton è pronta ai box. Verso la massima, insomma, quindi un cume bello, bello competitivo. È pronta ai box. La Stewart è pronta ai box. Ci vediamo qua nel muro dei campioni. È pronta ai box. Cosa succede nel muro dei campioni? Problemi con le sospensioni. Alesi è fuori, i problemi per Alesi. Irvine è sesto, proprio di fronte a te. Attento come che hai danni adesso. Bravissimo, che sorpasso. È ottavo, con circa 5 secondi di svantaggio. Che sorpasso per Veneziano, ragazzi. Alesi è fuori, le sue sospensioni hanno ceduto. Fuori Jean. Panis sta entrando ai box. Subito bagarre, ragazzi, subito bagarre. Noi siamo contro Jarno Trulli che lo dobbiamo e possiamo superarlo, stando attenti però perché non possiamo permetterci incidenti, fioi, Non ho proprio capito le qualifiche, vabbè, sono stato fortunato in partenza che è successo di tutto. Subito lotta con Jarno. Lotta pura con Jarno, ragazzi. Adesso lo prendo all'interno. Ciao Jarno. E il Cume si supera tranquillamente Jarno e gode. Quinto posto. Un grandissimo veneziano. Un veneziano intraprendente, incredibile. Che con la sua Stewart sta andando veramente alla grande. Classifica dopo 2 giri. Testa da corsa Hakkinen, Schumi, Kutab. Schumi, Ralph Schumacher è quarto, con e meno di veneziano. 3 secondi di vantaggio. Sei quinto, Sei un porco. Trulli è sesto, con meno di 3 secondi di svantaggio. Dai Kuma, spingi a fondo, spingi a cannone. Abbiamo bisogno di un crazy Kuma. Possiamo superare tranquillamente anche Ralf Schumacher. Abbiamo il passo a mio parere per superarlo, Ralf. Crediamoci Kuma, crediamoci. Devi pompare Kuma, devi pompare. Ah, sto venezianone. Concentratissimo ragazzi, perché qua avendo i danni tutto può succedere, forature, rotture. Quindi nulla è più sicuro ragazzi. Bellissima staccata qua del Cume. Adesso nella curva dei campioni lo possiamo superare qua nel rettilineo che porta alla fine del giro. Schumacher è quarto, proprio di fronte a te.
Sorpasso perfetto di Veneziano. Quinto. Trulli è sesto, con circa 5 E siamo secondi di quarti. svantaggio. E siamo quarti. Ben fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo in gara. Fast e strappa anche. Cosa è successo in qualifica non lo so. Brutto errore qua. Forse non avevo configurato bene il joystick a questo punto. E siamo in quarta posizione, pronti a dominare. Dai vecchio Kuma, dai vecchio Kuma. E il Kuma c'è ragazzi, il Kuma c'è. Solo che Coulthard comincia a essere un avversario abbastanza duro da superare. Michael Schumacher si è portato in prima posizione. Prima posizione per Schumi, grande Schumi. Ha superato Hakkinen. Noi abbiamo Coulthard, ma le McLaren e le Ferrari sono troppo superiori. Però dopo c'è la Stewart e gol. Noi dobbiamo sperare in qualche incidente, in qualche ritiro, chiaramente non è il nostro. Sì, licenza un po' poetica su questa curva, va bene. Coulthard è terzo. Con Guarda meno che di lotta 3 tra secondi Hakkinen di e Schumi ragazzi. Sei quarto. Che lotta tra Hakkinen e Schumi. Schumacher è quinto, con meno di 3 secondi di svantaggio. Ben fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo in gara. Sì, però cosa che in qualifica non potevo fare, cioè prendere quella curva così, in gara me lo permette. Non capisco il perché onestamente, ma io me ne approfitto sinceramente. Il Kuma God. Questo gioco è veramente uno dei più bei giochi di Formula 1 della storia comunque, eh? C'è poco da fare. Un gioco con i contromaroni. Poi con il joystick è godibilissimo ragazzi. Guarda che lotta tra le due tra la Ferrari e la McLaren di Hakkinen e Michael. Mamma mia, io ne approfitto, devo approfittarne, cazzo. Se vanno a sbattere tutti e due sarebbe un no bello di più. Vai come non ne spingi. Che Coulthard è vicino. Coulthard è terzo, con meno di 3 secondi di vantaggio. In quella curva recupero tanto, però non so quanto posso sinceramente sfruttarla, perché sennò ho messo i danni, ma possiamo approfittare di un'altra piccola cosa che non vorrei. Dai, cerchiamo di superarlo con correttezza e cumendosità, dai, perché il Cume ha fatto dei sorpassi strepitosi fino adesso. Siamo a un secondo da David Coulthard. Ma che se continua così avrà una grande chiamata nella stagione 2000. C'è qualche voce che dice addirittura McLaren. Staremo a vedere magari a sostituire David Coulthard. Non lo so. Però le frecce d'argento, o quantomeno le ex frecce d'argento, perché le vere frecce d'argento sono le Mercedes, ma ancora non ci sono qua. Fino al 99 sono forti, dal 2000 chi lo sa, magari può arrivare la Ferrari dopo un digiuno di tantissimi anni. Vediamo se sarà l'anno buono questo. Cerchiamo di essere più corretti. Grande Schumi che tiene davanti Hakkinen, comunque grande Schumi, grande Schumi. Coulthard è terzo, proprio di fronte a te. Sei quarto. Schumacher è quinto. Dai che è un passo migliore di David. La Minardi è pronta ai box. La Minardi è pronta ai box. No? Mamma, cosa ho rischiato. Relax, come relax, non fare cappelle. Non te lo puoi permettere, come? Non te lo puoi permettere. Tra un po' devo fare una sosta io comunque. Diciamo che come calcoli dovrei andare ai box all'ultimo giro, però
posso tenere il carburante a sufficienza per fare un giro in più, insomma ci spero perché sennò so cazzi, detta proprio in maniera corretta. Hakkinen ha preso il comando. Tanto Hakkinen prende il comando del perk. Il porco di Michele. Badoer sta uscendo dai box, sembra che la sua strategia sia di 3 Sparo Badoer già doppiato, figlio. Facciamola bene la curva. Ok. No? Mamma mia, quella curva è veramente pericolosa, cazzo. Coulthard è terzo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Ho bisogno della bagarre. Quarto. Ho bisogno della bagarre. Schumacher è quinto, con circa 5 secondi di svantaggio. Sì, stiamo massacrando dietro, però questo mi fa È godere. pronta ai box. La Minardi è pronta ai box. Per il momento gara perfetta, ma stiamo buoni perché basta un errore e le gomme se ne vanno o gli alettoni, No. Brutto errore qua di Venezia, hanno perso parecchio, qua. Qua il Cume ha perso. Pedro della Rosa sta entrando ai box. Pedro Almodova sta entrando ai box. È una buona gara, però non riesco a fare quella acuto per superare David. E d'altronde le McLaren sono fortissime. Sono ancora le macchine da battere. Ma Veneziano ci crede, il Kuma ci crede. Pedro della Rosa sta uscendo dai box, sembra che la sua strategia sia di 3 Mi fa piacere. Gené sta uscendo dai box, sembra che la sua strategia Merda, qua sia sono di andato un po'. Diciamo che ho licenza poetica come indiana. Coulthard è terzo, proprio di fronte a te. Vai, cazzo. Quarto. Provaci, Kume. Schumacher è quinto, con circa 5 secondi di Niente da svantaggio. fare. Niente da fare. Fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo in gara. Per forza. Mamma mia, un osso duro però è lo scozzese, Osso veramente duro al perk. Vai, cazzo, vai, spingi. Spingi a cannone, brutto porco. Niente, non riusciamo a superarla, adesso vediamo di andare ai box tra poco. Vedi, vedi, basta andare un po' più veloce, se li vado in bocca spacco fuori tutto. Oh no, sembrava di vedere fumo dal motore, mamma mia. Oh, un po' di doppiato, dai cazzo, buttalo fuori, niente. Un po' di culo, niente da fare. Comunque per adesso non rischio. Va bene anche il quarto posto per il momento. Ok, al prossimo giro si va ai box. Coulthard è terzo, proprio di fronte a te. Sei quarto. Perfetto, doppiaggio sensazionale. È quinto, con circa 10 secondi di svantaggio. Beh, Schumi lo stiamo massacrando, mamma mia. Ok, riferirò ai meccanici le tue istruzioni. Madonna che rischio. Guarda come sta rallentando Hakkinen. Guarda come ha rallentato Hakkinen la Gené o Gené penso. Mamma mia, va la Gené, fioi, mamma mia. Un po' pericoloso come il suo italiano quando fa le telecronache su Sky. È pronta ai box. Mamma mia. La McLaren è pronta ai box. I meccanici ai box sono pronti. E mo si va ai box. La No, no, Williams no. è pronta ai box. Ignora, sì, sì. Non abbiamo problemi. Schumacher è ora ai box. Coulthard sta entrando ai box. Ok, siamo ai box. Dobbiamo fare veloci però, Molto molto veloci.
Ralf Schumacher entra ai box. Dai, esci, dai, veloci, porchi, dai, porcelloni, La Sauber è pronta ai box. Andiamo. Ok, ho carburante a sufficienza per finire la gara. Perfetto. E niente, siamo sempre là. Attenzione, incidente per Schumi. Incidente per Schumi. Pronta ai box. Mamma mia, Schumi ha beccato Con circa 3 secondi di Damon Hill. sei quarto. E questo è un colpo di scena, ragazzi. È quinto. Proprio dietro a te. Erroraccio di Schumi che va a colpire Damon Hill. Infatti Schumi va lento, ragazzi. Michael Schumacher ha dei problemi. Non posso urlare perché è veramente tardi, però godo. Ben fatto, ora sei terzo. E siamo terzi. No? Rubens Barrichello sta entrando ai box. Terza posizione per il fenomeno veneziano. Third place. Quanto godo. Adesso io posso tenere il carburante, quindi se non ho incidenti posso arrivare terzo. Certo che le McLaren doppietta ste merde. Non poteva, Ferrari è pronta ai box. non poteva tamponare qualcun altro, no? Un Coulthard o un Hakkinen. Proprio Michael con Damon Hill. Vai. Ragazzi, sono ancora a rischio carburante. Intanto si è ritirato anche Badoer. Ma sono veramente a rischio carburante. Veramente un pacco atroce. Non so se... È secondo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Non so cosa fare, Terzo. se gestirlo, perché l'ho gestito fino adesso, ma Quarto. Con circa non riesco a gestire più di tanto, sinceramente. A sto punto cerco di guadagnare secondi, perché se devo andare ancora ai box, pazzesco, però. Non riesco a gestirlo, è difficile, raga. È molto difficile. Un giro manca. Non ce la fa. Dovrò fare un'altra sosta, incredibile. No, guarda, cioè, solo mi posso mangiare le gare così. Pazzesco. Cerchiamo di guadagnare il più possibile. Non esagerare però, come. Perdo il podio, al 99% perdo il podio. Coulthard è secondo, proprio di fronte a Se te. potevo lottare Sei terzo. per il secondo posto, pazzesco. Schumacher è quarto, con circa 15 secondi di svantaggio. Ben fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo Non ho in gara. capito, ma non serve un cazzo. Super occulto di maniera pazza, crazy come. Ma serve a poco. È impazzito veneziano, è impazzito, lotta pura con David. La Benetton è pronta ai box. Mamma mia. Ah, anche perso te, vai, è pazzesco. Pazzesco, la Benetton è pronta ai box, ma non siamo riusciti a tenere neanche ancora il carburante, cioè... Pazzesco. Buttata via una gara così, Alexander Wurz è stato colpito da Pedro Dini. Ecco. Alexander Wurz sta entrando ai box. Va a cagare. No, non ce la posso fare chiaramente. Ancora un giro. Cagare. Vabbè. Perdiamo in maniera atroce, terza posizione, altro podio buttato via. Sì, va bene, insieme semplicemente 10 anni. Dai, veloci.
quarto posto. Cioè Irvine, ti prego, almeno stiamo davanti a Irvine. Stiamo davanti a Eddie. Schumacher è terzo, con circa 10 secondi di vantaggio. Sei quarto. Lotta pura con Eddie, siamo almeno quarti. Non fermarti ora. Irvine è quinto. Ok, ho perso una posizione, pazienza. Devo imparare a gestire meglio il carburante però, Devo assolutamente imparare a gestire meglio il carburante. Che sfida con Eddie Irvine. Che sofferenza però, fioi. Che sofferenza, fioi. Bellissima sfida con Eddie Irvine. Quarto posto, peccato. Ho perso un podio che meritavo. Coulthard ha concluso secondo. No, queste prove mi devono dare la maturità di capire che devo gestire meglio il carburante, appunto. Cioè, è la seconda volta che mi capita. Molto fortunato Ralf Schumacher, ne ha approfittato di questo mio errore. Ha terminato in terza posizione. Ho perso il podio, ma comunque arriva a un buon quarto posto che fa morale, fa punti. Veneziano comunque c'è e l'ha dimostrato. Ben fatto, sei. Peccato, che difficile sto gioco. Ok, eccoci qua, Hakkinen doppietta McLaren. Ritirati Badwer, Hill, Halsey e Oliviero Panis. Ok. Schumacher alla fine con l'incidente ha chiuso sesto, è riuscito a prendere un punticino. Vediamo la classifica piloti. Siamo terzi, però un punto da Coulthard, Hakkinen in fuga chiaramente. Schumi molto attardato, Costruttori sempre secondi, bene dai, alla fine un bel campionato, se andiamo avanti così avremo una bella offerta il prossimo anno. Raga, un saluto da Ocumendon, ve ne siamo, ciao!